Non si può non mettere in evidenza il rischio concreto che il profondo nord finisca ai margini dell'azione del nuovo governo Conte. A lanciare l'allarme è il coordinatore dell'ufficio studi CGA di Mestre, Paolo Zabeo. Ovviamente qualsiasi giudizio è prematuro, ma non si può neanche non rilevare come le ultime nomine ministeriali siano poco rappresentative proprio di quel territorio che esprime un peso economico e occupazionale estremamente significativo per la stabilità e la crescita del paese. Al di là della presenza di un ministro dei 5 Stelle bellunese, un ministro D'Incà, in generale possiamo dire che tutto il nord è stato fortemente penalizzato. Ovviamente è presto ancora per dirlo, bisognerà capirlo, lo capiremo dalle misure concrete che questo esecutivo prenderà nei confronti delle tante richieste che in qualche modo sono sollevate dal nord, in particolar modo dalla riduzione delle tasse, dagli investimenti e soprattutto dalle infrastrutture e dall'autonomia. Le categorie produttive venete intanto attendono il governo alla prova dei fatti. Mario Pozza, presidente regionale di Unioncamere, riconosce nei ministri del nuovo esecutivo la presenza di una forte professionalità, ma poi occorrono gli atti pratici. Che ci sia una politica seria, insomma, che quando si decide una cosa la si faccia e la si porti a termine, perché le imprese hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di chiarezza e se non c'è stabilità e chiarezza ovviamente non ci sono investimenti e non ci sono investitori esteri che vengono ad investire nel nostro paese. Se il rischio è che le istanze venete passino in secondo piano, è anche però vero che la nostra regione non ha quasi mai spiccato per presenze di peso nei governi della Repubblica. Così che è una caratteristica ormai storica, diciamo così, che la rappresentanza nei governi di politici veneti è sempre stata molto contenuta. In parte si era compensato con l'ultimo esecutivo, ma è evidente che con pochi mesi a disposizione si è potuto fare molto poco.